Figlia. Bene, buon lunedì, buona settimana a tutti da Renata Galanti e a tutti gli ascoltatori di Radio Padania. E Sportello Famiglia, noi ci occupiamo di tutti i problemi che dove possiamo, cerchiamo di risolvere i problemi delle famiglie. Molti mi scrivono, cara signora Galanti, non ho più soldi, insomma, mi sembra che le risorse economiche siano il problema principale. Ma c'è una seconda preoccupazione, anche dalle nostre fedeli ascoltatrici, che è quella che leggiamo su tutti i giornali. Allora, mentre il califfato prospera sotto il controllo del califfato di altre milizie e ha dato inizio al suo atroce jihad contro i cristiani, è stata infatti confermata la notizia che 21 cristiani egiziani erano state postate giovedì, sono stati sgozzati. Mentre tutto questo, per non parlare dei fatti di Copenaghen, per non parlare dei barconi in arrivo e chi più ne ha più ne metta, mentre tutto questo arriva, sembra che le risorse pubbliche siano destinate a sostenere anche la costruzione di moschee. Ne parliamo con Max Bastoni, che più di me certamente sa come vanno a che punto sono le notizie della costruzione delle moschee. Ciao Max Bastoni. Ciao Renato, un saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori, buona Padania. Allora, io seguo sempre i tuoi comunicati stampa e ti sento inorridito dal fatto che mentre vengono sgozzati i cristiani crocefissi, mentre sono praticamente a pochi chilometri dal nostro territorio, noi pensiamo invece di costruirgli le moschee. Ma la gente non si ribella? Ma il problema è, tu hai toccato benissimo nel segno, cioè il problema è proprio questo, quello che sta avvenendo nel mondo non può lasciarci del tutto indifferenti, soprattutto non può lasciare indifferente chi amministra le nostre città. In questo caso parliamo di Milano, dove per esempio il sindaco Pisapia ha intenzione di far costruire delle moschee, perché poi di fatto si tratta di almeno 2 moschee. Poi lui recentemente ha dichiarato che è sua volontà farla costruire anche all'interno di Expo, quindi capite bene il rischio, proprio perché questo terrorismo che colpisce, ripetiamo, tutto il mondo, nasce proprio in ambienti religiosi e purtroppo si parla di Islam e quindi si parla di moschee. È chiaro che le moschee possono diventare un luogo dove nascono, dove crescono, dove si assoldano nuovi terroristi. Ma questo non lo diciamo solo noi, questo lo dicono le indagini internazionali, l'aveva già dichiarato tempo fa in un suo libro l'allora pubblico ministero di Milano, attuale deputato D'Ambruoso, che dichiarava appunto dove per esempio in Viale Iene ci fu un passaggio di diversi capi anche della rete terroristica internazionale europea legata ad Al-Qaeda. Quindi capite bene che questi sono ambienti che in questo momento difficilmente possono essere tenuti sotto controllo, e quindi è chiaro che la costruzione di una moschea che si unisce a questi migliaia di persone che scappano, e anche qui gli stessi servizi segreti dichiarano che c'è il rischio che all'interno di questi barconi si possano nascondere anche dei potenziali terroristi, è chiaro che il pericolo è enorme. Quindi noi riteniamo che non è solo una questione di spesa di soldi pubblici, è proprio una questione di sicurezza per la nostra gente e per i nostri concittadini, che in questo momento vogliamo tutelare più di ogni altra cosa e che vediamo per esempio a Milano non succede. Quindi è chiaro che il nostro no alla moschea in questo momento è assolutamente
ancora più netto rispetto a quello che era magari in passato. Ma noi abbiamo anche raccolto delle firme contro la moschea, ma non solo di Milano. Diciamo, il nostro Salvini si è dato da fare per anche, ho visto che è andato a Crema, cioè è un problema che ha tutta l'Italia, questo della costruzione delle moschee. Certo, E questo nonostante le numerose firme, mi pare che siano parecchie centinaia di migliaia di firme raccolte in tutta Italia. E però a quanto pare i buonisti, chiamiamoli così, quelli buoni, targati, insomma, falce martello, quella roba lì, insomma, continuano imperterriti a dire che bisogna rispettare. È peccato che loro non rispettino. Ma allora, io non ho sentito delle voci che si sono levate quando hanno crocifissi i nostri cristiani. Tu le hai sentite? No, non solo, Renata, queste sono le stesse voci che difendevano per esempio la primavera araba, e quindi degli attacchi e bombardamenti contro Gheddafi, per esempio, no? Che sicuramente non era un modello di democrazia inteso come modello della democrazia che abbiamo noi in Occidente, ma forse era colui che poteva essere utile perlomeno a evitare questi sbarchi illimitati che sembrano senza fine, e soprattutto era una persona che combatteva una certa forma di oltranzismo religioso. Quindi queste persone che hanno difeso la primavera araba, quando noi dicevamo per prima, attenzione, che voi parlate di primavera araba, questo potrebbe essere un inverno arabo, perché dietro queste rivoluzioni si nascondono le organizzazioni peggiori dell'estremismo islamico. Quindi è chiaro che poi le conseguenze le abbiamo sotto gli occhi di tutti. Ora sono in Libia, proprio là dove sono andati a bombardare, siamo andati a bombardare come Occidente, pensando di difendere la democrazia. In realtà poi vediamo come le democrazie non solo di quel paese ma di tutto il mondo sono in questo momento a rischio. Tornando al discorso delle moschee, è chiaro che le moschee è un pericolo per tutto il paese, non solo per Milano. Milano è quello, diciamo, più in evidenza in questo momento, perché è una città molto grande, è amministrata ovviamente da una amministrazione che è favorevole alla costruzione delle moschee, quindi non farà nulla per impedire, anzi sta facendo in modo che vengano costruite. Quindi è chiaro che la nostra paura nasce soprattutto perché vediamo che c'è una situazione tale che probabilmente le prime moschee importanti nel nostro paese verranno costruite proprio a Milano. Allora 0266203529, se qualche ascoltatore vuole fare un commento su quello che sta succedendo in questo settore. Allora addirittura leggo che i musulmani si dividono diciamo in 5 gruppi per costruire la moschea, quindi ne abbiamo 5. Allora evviva! Allora abbiamo una telefonata, l'ascoltiamo. Buongiorno. Buongiorno a te, Bruno, a Brescia, Padania Libera, successione subito. 3 cose, dai. Primo, vogliono costruire le moschee, chi garantisce per loro? Gli Emirati Arabi, il Kuwait, Qatar, predoni del deserto. Secondo, li costruiscono qui in Italia, benissimo, chi garantisce per loro? La sinistra, bene, paghino la sinistra, ma ci mettono la firma, non la voce, perché questi che ci mettono la firma, carta che parla, Milan che sta. La terza, vogliono le moschee, benissimo. Quante chiese avete costruito? Bravissimo. Zero moschee. Padania Libera, successione subito, ascolto, ciao. Ciao, allora bravissimo, tu hai sollevato un argomento importantissimo, la reciprocità. Mentre loro ci bruciano le nostre chiese, lungi dal costruirne delle altre, il principio di reciprocità non esiste. Ascoltiamo un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Sono Antonio da Vigevano. Io credo che quando si discute anche se sì o no la moschea, nel nostro caso no, c'è già un retrocedere. Perché dico questo? Perché quando nelle scuole pubbliche, quindi laiche,
si va a togliere il presepe, ma per non portare la sensibilità di nessuno, ma nello stesso tempo si va a fare si va a preparare del cibo per i bambini musulmani in ottemperanza, in rispetto alla loro religione, voi capite che c'è un arretrarsi della nostra cultura di fronte all'altra, una cultura pelosa di sinistra, ma che ormai, ahimè, nella gente è entrata come se fosse una cosa normale. È un proverbio napoletano, se siamo in Padania, la spiega bene questa cosa. Si sono messi di taglio per poi girarsi di piatto. Quando io sono uno stato laico, quando nelle mie scuole non voglio il presepe perché appunto sono laico, allora allo stesso modo devo trattare anche tutte le altre religioni allo stesso modo. Il bambinetto, ahimè, non vuole mangiare come la cucina italiana e vabbè, se lo porterà da casa. O altrimenti, se vogliamo la reciprocità che si sta dicendo, benissimo, io faccio il mio presepio e poi vengo incontro a quelle che sono le tue istanze se vuoi mangiare diversamente, pagando, è chiaro. Guadagna libera. Certo, Bastoni, sei d'accordo immagino su quello che ha detto? Sì, ovviamente sono d'accordo, ma sai, sul concetto di reciprocità ormai sono stati spesi chilometri di parole e di inchiostro. Il fatto è che da questo orecchio non ci sentono, anzi la risposta spesso è quella di dire ma noi abbiamo conquistato la democrazia e noi non scendiamo sui livelli di chi non rispetta la democrazia. Il problema però è proprio questo, cioè il fatto che evidentemente si riconosce a una cultura di non essere democratica e si permette a questa cultura non democratica di venire a dettare la legge a noi, che invece ci vantiamo di essere democratici. Ecco, questo mi sembra un po' un discorso è un paradosso. Un paradosso, un autocastigarsi, no? Un autopunirsi, no? Siccome noi siamo democratici, quindi noi ci facciamo mettere i piedi in testa e loro evidentemente nel loro paese non lo sono, ma è un problema loro. Il problema è che non è più un problema loro, anzi, è un problema sta nostro. diventando un problema di tutti, certo. Perché come più volte è stato ricordato in questi giorni in tutti gli articoli di giornali, in tutti i giornali, la Libia è a 2 passi da noi, cioè una volta arrivati in Sicilia, forse il signor Pisapia e tutti gli amici dei suoi partiti vari che lo appoggiano si dimenticano che vuol dire che sono arrivati a casa nostra. Assolutamente. E quindi questo forse non riescono a capire questo concetto che è pericolosissimo, che poi come è stato tardi capire la pericolosità delle cosiddette primavere arabe, non vorremmo che fosse troppo tardi il capire la pericolosità di questa invasione. Io non vorrei essere pessimista, ma non so se siamo ancora in tempo. Ascoltiamo una telefonata. Pronto? Buongiorno. Sì, ciao Renata, ciao Max, Michele da Brescia, buona Padania. Buona Padania. Ciao, buona Padania. Io la penso proprio al contrario, nel senso che sono stufo di sentirmi dire che bisogna il dialogo, che bisogna costruire moschee, che bisogna... Sono proprio stanco perché col dialogo non risolviamo nulla, questi qua ci stanno calpestando giorno dopo giorno e abbiamo gente al governo che si fa calpestare volontariamente e sadomasochisticamente. Io faccio parte della schiera che invece non sono buono, sono populista, sono proprio zero al dialogo con questa gente e sono per un intervento immediato sia sul piano militare sia anche sul piano legislativo. Quindi io mi spiace, mi discosto, sono proprio cattivo e la penso così. Ecco, noi siamo brutti e cattivi. Allora, hai ragione. Abbiamo un'altra telefonata? Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno signora, buongiorno. Due o tre commenti veloci. Io sono Vincenzo da Savona. Stia a sentire. I cristiani cotti uccisi, per chi ha esperienza militare, lei si può anche informare, è un segnale ben preciso di questi beduini, chiamiamoli così, che verranno in casa nostra. Questo è tecnicamente, militarmente, è un segnale ben preciso quello che hanno voluto mandare. Adesso volevo dire, ha ragione perfettamente Calderoli, la nostra guardia costiera che è andata a prendere questi profughi nel mare, nelle acque di Tripoli, fuori dalle acque nostre nazionali, che questa è una pazzia.
non sono crociati, ha ragione quando dice che sono crocerossini. Questa è la follia umana. Per quanto riguarda le moschee c'è un punto forte da insistere, è sull'entrata dei soldi, che dimostrino tutte le entrate, le entrate finanziarie, quelle lecite o quelle illecite. O è un paese di buffoni questo qua, dove si accettano anche i soldi illeciti, Lukoil e altre fonti arabe non vogliono far sapere da dove provengono i soldi. Questo è il punto forte, dove potremmo impedire questo masochismo, perché in Italia siamo arrivati in un masochismo vero e proprio. Ecco, masochismo mi pare la parola giusta. Abbiamo un'altra telefonata, Roberto? Sì, pronto? Pronto, ciao Renata e ciao caro Bastoni. Allora, ciao. Ascolta, questo ascoltatore mi ha bruciato una parte di quello che volevo dire, però io dico una cosa: questa situazione non è una cosa nuova, è dai tempi di Abramo e di Mosè che si protrae, quindi sono 8.000 anni. Dunque, le religioni non sono mai andate d'accordo per nessun motivo. Io dico, giustamente, tu hai detto una cosa santa. Hai detto, siamo noi il problema che cerchiamo di farci mettere i piedi sul polso. Io dico una cosa cruda, quello che dico, che chi potrebbe anche dirmi e può odiarmi, ma proviamo una volta a fare come fanno loro nei loro confronti. Discorso difficilissimo, ma adesso abbiamo, Bastoni, puoi fermarti un attimo, abbiamo un break brevissimo. Sì, assolutamente. Prego, abbiamo il break. Oh! Eccoci di ritorno. Per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, questo spazio si chiama Sportello Famiglia e io sono Renata Galanti e siamo in collegamento con Max Bastoni e stiamo parlando del problema delle moschee, perché mentre le nostre povere famiglie fanno fatica, i soldi
d'accordo, sono soldi, sembra che mettano gli islamici, ma insomma non è il momento che le famiglie vorrebbero Sì, Renata, più... io su questo però vorrei sottolineare Bene. una cosa, se parliamo della Moschea di Milano, sì, Sì. sono soldi che mettono le associazioni religiose che vinceranno il bando, attenzione però il terreno, l'immobile che gli vengono dati al 5% del prezzo di mercato, cioè con un 95% di sconto, che penso che, voglio dire, se questo non è un contributo con i fondi pubblici, poco ci manca. No, assolutamente sì, perché queste aree potrebbero essere date, per esempio, per costruire case per i nostri anziani, per le nostre famiglie, perché no? Cioè case per noi, insomma, non possono benissimo pregare come hanno pregato adesso, ma perché non rompono? Abbiamo non so quante religioni, perché non ci hanno mai dato problemi le religioni buddiste, copte, musulmane, come si chiamano, tutte le varie religioni presenti, perché non abbiamo ebraiche, perché non abbiamo mai avuto problemi, ma solo solo con la componente islamica? Ci sarà una ragione, no? Abbiamo 2 telefonate. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno Renata, sono Ermanna. Io proprio ieri sera ho parlato con un signore che è stato ultimamente invitato dal Comune di Milano a partecipare alla decisione della costruzione delle moschee. No? Ne ha fatte 2 o 3 vicino a Bonola. È lì, il quartiere Bonola, sì. Stadio. Sì. Ecco, è lì. Sono stati tutti convocati, mi spiegava che l'85%, guarda che non è un leghista, mi ha detto che l'85%, 90% erano tutti contrari, quelli che non erano contrari con tutta probabilità erano di loro. No. Ecco. Allora, ne hanno fatte 2, 3 assemblee, alla fine gli è stato detto che la cosa ormai era decisa, e che perché hanno votato per alzata di mano, non è che abbiamo fermato niente. Dunque vuol dire che sono tutte pagliacciate, ecco, fatte per dire che loro sono democratici e consultano le persone dei rioni, e poi se ne fanno veramente un baffo, per voler essere gentile oggi. Ecco, non ne tengono assolutamente conto del parere dei cittadini, e questo è Pisapia, signori. Questo è il democratico Pisapia. È una sceneggiata, insomma. È una sceneggiata, me la dimostra. Guarda, ieri sera eravamo a cena con questi signori che non sono leghisti, anzi. Ecco, e questo è quanto mi ha detto, per cui, ecco, io sono Ermanna Listani. Allora, grazie delle informazioni. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora, io chiamo dalla provincia di Varese e ho cominciato nel marzo del 2013 a telefonare a Radio Padania facendo riferimento ai libri di Oriana Fallaci, che praticamente non facevano altro che denunciare quello che effettivamente si sta verificando, proprio perché oramai, affacciandosi sul Golfo di Napoli, vediamo la Libia, no? Sì. E quindi ce li abbiamo proprio davanti. Avevo chiesto ripetutamente anche di incitare un momentino, di chiedere agli ascoltatori di fare qualche cosa, perché è inutile che continuiamo a raccontarcela fra di noi alla radio, parliamo tra di noi, ce la raccontiamo fra di noi. Allora, posso andare avanti? Certo. Ecco, io ho detto che il mese di agosto ho scritto una lettera al sindaco della mia città, una lettera che mi sono fatta poi, come si dice, mi hanno firmato, il comune l'ufficio del sindaco l'ha firmata e io ho la copia firmata, nella quale esprimevo il mio dissenso totale come cittadina alla possibilità di una costruzione di moschea qui nella nostra provincia, diciamo. Ho telefonato in Radio Padania, l'ho fatto presente, sì, quando l'ho detto mi è sembrato di essere un po' un'aliena, però se nessuno effettivamente si muove in prima persona, adesso abbiamo il 28,
ma il giorno 28 la voce dobbiamo farla sentire, ma forte, forte, forte. E deve esserci un qualche cosa di preciso per mandare a casa. Possibile che di Alfano mai nessuno abbia chiesto le dimissioni, ma possibile? No, io credo di poterla smentire perché diciamo... Sì, ma non ufficialmente, non pubblicamente, non facendo sentire proprio le voci, non lo so, l'abbiamo visto allegro, beato, contento per il Mattarella, ma dico, ma non lo so io... Signora, adesso le risponde anche Bastoni, ma diciamo la Lega è da molto tempo che fa queste lotte, però se noi abbiamo per esempio a Milano, come ci ha sottolineato la telefonata precedente alla sua, se il sindaco di Milano fa le sceneggiate, dice che convoca i cittadini per sentire il loro parere, i cittadini danno il loro parere e l'85% è contrario alle moschee, dopodiché la risposta è oramai tutto è deciso. Se abbiamo un sindaco che è democratico, fra virgolette, in questa maniera, cosa può fare la Lega più che continuare a ribadire la sua contrarietà? Bastoni, vorrei che tu facessi un commento. Sì, ma su Alfano non penso che debba essere la Lega a giustificare, cioè io penso che non passa giorno dove per voce del segretario federale la contrarietà alla politica di Alfano sia totale, cioè, si parla addirittura di non volerlo più in nessuna eventuale coalizione, quindi voglio dire, più di questo non penso che possiamo fare. Poi gli atti di sfiducia all'interno del Parlamento, siamo gli unici che non siamo al governo praticamente, quindi voglio dire non servirebbe a nulla e quindi voglio dire noi non perdiamo tempo con questi atti che sarebbero atti inutili. Noi la condanna ad Alfano la facciamo quotidianamente con le nostre azioni politiche continue, quindi ci siamo schierati contro Mare Nostrum, ci siamo schierati contro Triton, quindi su tutti i versanti della politica fatta da questo ministro degli interni la Lega non si è mai schierata a favore, mai, l'ha sempre dichiarato con grande forza, sempre e ovunque, quindi voglio dire, poi per quale motivo sia ancora ministro degli interni bisogna andare a chiederlo a chi ci governa in questo momento, a chi appoggia questo governo, per quale motivo ancora oggi non c'è una condanna ufficiale di questi partiti che sono gli unici che possono togliergli la fiducia, non siamo noi che siamo l'opposizione, gli unici che possono togliere la fiducia al ministro sono i partiti che governano questo paese e tra questi non c'è la Lega, quindi voglio dire, poi sull'altra cosa cos'era Renata? Sulla delibera di Sulla delibera, no, sul fatto che vengono consultati i cittadini che danno il responso loro, non la vogliamo, e che Pisapia o chi per esso risponda oramai è deciso, ma è una prova di antidemocrazia di Pisapia. Sei d'accordo? A quell'assemblea pubblica c'ero stato anch'io lì a Bonola e mi ricordo bene che era un'assemblea pubblica che era stata fatta dopo che la giunta aveva già deliberato, quindi voglio dire era ovvio che era una sceneggiata. Ma certo, ma anche perché di fatto non è che in un'assemblea pubblica si deliberano le scelte della giunta. Questo, voglio dire, non penso che nessuno potesse avere minimamente il dubbio che dopo quell'assemblea la giunta potesse tornare sui suoi passi. Non lo ha fatto neanche dopo il dibattito in Consiglio Comunale, dove vi è stato una presa di posizione netta da parte della Lega e anche di altri partiti dell'opposizione contro questo bando, che di fatto è un bando che in realtà parla di tutte le associazioni religiose, ma di fatto andrà a premiare sicuramente gli unici che possono costruire un luogo di culto, ma lo sappiamo, questa è una lenta, ha parlato un ascoltatore di masochismo, è un lento consegnarci a chi ci farà fare la fine, Dio non voglia, la fine di quelli che abbiamo visto. Abbiamo 2 telefonate, buongiorno.
Sì, buongiorno Renata, sono Francesco da Varese. Buongiorno. Sì, direi che ha detto la cosa giusta, che ci danno dei razzisti, però guarda caso non c'è nessuna religione che crea dei problemi. Ma certo. Come noi, non solo, direi, riferito alla Lega, in tutto il mondo direi che non c'è nessuna religione che crea i problemi che crea l'Islam. E penso che assolutamente. è ora che tutto il mondo si svegli, perché non c'è un punto di fine, ormai il punto di non ritorno l'abbiamo già superato. Ma ecco, questo Grazie, è il timore che abbiamo raggiunto un punto di non ritorno. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica pure, è in diretta. Giovanni Giuseppe di Varese. Volevo dire, proprio alla stessa di quello che ha detto quel ascoltatore di prima, no? Sì. Che dice che se ne frega di quello che dicono di come si esprimono i cittadini, no? Cioè, verrà il momento anche che verrà a chiedere il voto, no? Quando ci saranno le elezioni. E allora lì bisogna rispondere in merito, secondo me, non bisogna lasciarlo passare liscia. Ma io non credo che, Milano potrà sopportare ancora una rielezione di un sindaco così poco, non so come, non vorrei usare delle parole troppo pesanti, ma insomma la verità è davanti a tutti. Io non credo, ma saranno i nostri politici, sarà Matteo Salvini che al momento giusto si farà sentire, e io spero almeno che almeno ha fatto tutto quello che ha fatto, ha potuto, tutto quello che la Lega poteva fare ha fatto, però se ancora dei cittadini sono propensi a votare i personaggi di questo genere, masochismo. Allora, Bastoni, vediamo se abbiamo ancora qualche telefonata, ancora altre due. Prego, buongiorno. È caduta la linea, ne abbiamo un'altra. Buongiorno Padania. Buongiorno. Ciao, sono l'altro Francesco da Varese e quello precedente lo saluto caramente e io sono quello vero, gli altri sono tutte imitazioni. Chiedo scusa per la battuta. Ascolta, no, perché poi si fa un accavallamento e poi Roberto dice che sono io a telefonare ogni 2 giorni. Poi. Allora non è vero. Niente, comunque saluto tutti gli altri Francesco da Varese. Ascolta, io volevo dire qualcosa a Salvini stamattina che non era un commento e non voglio fare commenti adesso. Voglio solamente dire che ieri domenica qui per un blackout siamo stati senza la radio tutto il giorno. Ci sono rimasto malissimo. E per riascoltare un'altra volta Salvini in radio e tutti quanti gli altri e per non rimanerci male, vediamo un po' di mettere le mani al portafoglio e non i classici 2 o 3 euro. Naturalmente chi può metta veramente bene mani al portafoglio e vediamo di incrementare qualcosa in più alla radio, perché loro stanno facendo di tutto per spezzarci le gambe attraverso la radio e se ci levano la radio noi siamo per metà fregati. Per cui diamo una mano in più alla radio. Benissimo, tutti quanti siamo d'accordo nell'accogliere questo messaggio, la nostra radio, ma io ricevo anche molte telefonate, molta gente che mi ferma e sappiamo tutti quanti noi che siamo molto ascoltati e diciamo la politica di Radio Padania è una politica sana. Purtroppo però io vorrei che fossimo il 51%, noi invece no. Allora Bastoni, fai un commento, dai. Ma il commento, ormai ci abbiamo detto molto, anche se ovviamente bisognerebbe fare molto di più per impedire, per far capire soprattutto quali erano soprattutto le nostre idee al momento, per esempio, delle elezioni di Milano. Il signor di prima diceva arriverà il momento che non avremo più Pisapia. Certo che le responsabilità degli elettori di Milano sono enormi, perché io mi ricordo che noi avevamo fin da subito denunciato il rischio che ci sarebbe stata una città dove sarebbero arrivate le moschee, sarebbero arrivati i campi rom, sarebbero arrivate una serie di cose che poi si sono verificate coi fatti. È chiaro che adesso ci rimane ancora un anno e qualche mese di Pisapia, dopodiché i milanesi avranno
un altro colpo da sparare non devono sbagliare però questa volta, perché io invito i cittadini no. Io invito i cittadini milanesi a recarsi alla stazione centrale e andare a vedere i bivacchi delle donne musulmane, dei profughi, i cosiddetti profughi, che poi, attenzione, quelli che arrivano, diceva Salvini, che sono una minima parte dei profughi, sono tutt'altro che profughi, sono persone che hanno sborsato 10.000 euro, non so quanti, 8.000 euro. Allora sappiamo... Ma guarda Renata, io ti do un dato che risale però a luglio del 2014, un dato che ci ha dato l'assessore ai servizi sociali Maiorino, che non è certo un nostro amico, dove diceva che dal gennaio a luglio erano arrivati a Milano 13.000 cosiddetti immigrati, chiamiamoli così perché profughi non possiamo chiamarli. Perché noi li chiamiamo profughi? Perché di 13.000 solo 13,00, quindi 13 unità avevano chiesto asilo politico. Ecco. Quindi significa che l'1 per 1000 di quelli che sono arrivati a Milano è un dato che risale a luglio, però luglio del 2014, cioè non luglio del 1914, quindi voglio dire, è un dato che fa testo, e questo è un altro. Perché non chiedono asilo politico? Il motivo è semplice. Perché non chiedono asilo politico? Perché se chiedessero asilo politico sarebbero costretti a rimanere in Italia, e quindi non chiedono asilo politico perché non vogliono rimanere in Italia. Però io chiedo, se io sono profugo e scappo da una situazione politica, il primo posto dove arrivo, se veramente sono in pericolo, chiedo aiuto e chiedo asilo politico. Invece così non è quello, quindi ci sorge il sospetto che forse tanti profughi effettivamente non ci sono. Allora, quando sentite i buoni, quelli che sono buoni, che vi dicono: questa gente, i nostri profughi vengono da guerre, eccetera, che sono disperati, non credete loro, perché la maggioranza non è profugo, non scappa da guerre, tutt'altro, vengono diciamo, non sappiamo per quali piani, ma certamente non è la principale ragione. Allora, quanti minuti abbiamo ancora, Roberto? Abbiamo ancora 5 minuti. Allora, grazie delle telefonate che sono arrivate, lasciamo la conclusione a Bastoni, perché Bastoni, non so che cosa si possa fare di più di quello che abbiamo fatto finora. Sappiamo che entro 15 giorni dovrebbe essere chiuso il discorso moschee, mi pare, no? Entro 15 giorni ci sarà la decisione. In effetti sappiamo che già tutto è deciso, ma ci sarà la sceneggiata. Che cosa prevedi? Prevedo che vinceranno il bando a 2 associazioni islamiche, quindi prevedo che lo vincerà l'associazione che gestisce, una delle due sarà sicuramente l'associazione che gestisce Viale Jenner, tanto per intendersi, l'altra probabilmente sarà quella che gestisce Via Padova, e dopodiché avremo l'iter per la costruzione di due moschee. Quello che dobbiamo fare è non mollare, assolutamente. Io non sono affatto così pessimista, pensando che, anche perché finché ci sono movimenti come la Lega da noi e in tutta Europa, altri movimenti che si battono per la difesa delle nostre identità, è ovvio che c'è una speranza politica. Non dobbiamo mollare, non dobbiamo assolutamente farci intimorire dai nostri avversari politici che cercano di metterci il bavaglio sulla bocca, no? Io vedo anche ultimamente sono tornati episodi di violenza nei confronti dei nostri, per esempio Gazebo a Milano. Sì, purtroppo. Vergogna! Non deve assolutamente intimorirci questa cosa, anche noi sappiamo che dalla nostra parte abbiamo il popolo che è dalla nostra parte, perché questi rappresentano veramente il popolo. Poi vedi come tutto torna, no? Tutto fa parte di un grande disegno, cioè questi vengono e iniziano a fare violenza nei confronti della Lega, e intanto nel frattempo sempre il buon Pisapia gli regala il centro sociale Leoncavallo, no? Permutandolo in cambio di 2
di 2 altri terreni, ma questo è un altro discorso, però capite bene che in questo momento siamo soli, e ripeto, a Milano, ma non solo a Milano, ovunque non si può più sbagliare, però non si può più farsi trascinare dall'opinione pubblica che comunque non c'è amica. La prossima volta bisogna votare bene, non solo a Milano, anche a Milano, perché poi i comuni sono fondamentali, perché come vedete per esempio a Milano possono fare queste cose, possono costruire le moschee, possono prendere accordi con i centri sociali, possono regalare campi ai Rom, possono sottrarsi fondi, per esempio. Questa è una cosa che dovrebbe, ti do un input, andare a vedere quanti soldi sono stati tagliati dai fondi sociali del comune durante questa amministrazione rispetto a quella precedente, no? A guadagno ovviamente dei soliti no. E quindi è tutta una serie di cose che dobbiamo fare. Noi chiaramente dobbiamo far sentire ancora più alta la nostra voce, quindi fare grande partecipazione di piazza. Io do appuntamento a tutti il 28 di febbraio a Roma, che è fondamentale farci capire che ci siamo e siamo in tanti e che non ci facciamo soprattutto intimorire. Ognuno di noi può fare piccole cose, per esempio, non lo so, spingere perché chi ha figli e nipoti alla scuola elementare a Natale, per esempio, imponga, chieda di fare l'albero di Natale o il presepe, perché questo non è giusto che noi che dobbiamo difendere, ma appunto con le unghie. Con le unghie. Con le unghie le che poi io non sono mica, io non sono sicura che siano gli islamici a non chiedere il presepe. Molti sono i cosiddetti buoni che dicono ma poverini non dobbiamo offenderli. Ma qua offende, perché se qualcuno si sente offeso da una festa che è di pace, che è di solidarietà, se è di tradizione soprattutto, ma perché deve sentirsi offeso? Ma neanche per sogno. Caro Max Bastoni, dobbiamo armarci di pazienza e non smettere mai di lottare. Va bene, grazie agli ascoltatori, grazie a Max Bastoni e ricordatevi cosa è successo in Danimarca e cosa è successo a Parigi, e quindi traetene le conseguenze. Un saluto da Renata Galanti. Avete ascoltato Sportello Famiglia. Domenica 8 marzo, festa della donna e pranzo di Radio Padania.